facciamo una serata del genere cercando di capire, di fare dei confronti con aziende di nazioni, quindi regioni sovranazionali, di regioni vicine. Partiamo questa sera parlando proprio della Slovenia. Della Slovenia abbiamo con noi Ingrid Saxina. L'autoctono di questa zona, da dove vengono loro? C'è Santa Rivola, Albasia, Chardonnay, Sauvignon. E c'è la Pinela. C'è la Pinela, che è anche un figlio autoctono, non è riconosciuto come eccellente. È interessante, è un semi-aromatico, ha dei profumi dolci, aromatici, che vanno conosciuti. Possiamo percepire tutta la dedizione, la missione che riversiamo nel nostro mestiere e nella produzione di vino, quindi cultura, quindi storia, quindi emozioni in un certo senso. Questo è il nostro Sauvignon essenzialmente, quindi è una melodia di vari timbri, proprio per creare una complessità, per creare una sfumatura di sapori più che potenza. Perché potremmo continuare a degustarlo e non ci stanchiamo, proprio perché non è solo dolce. Potremmo continuare a degustarlo e sentire sempre frutta diversa, fiori, sensazioni diverse, e proprio perché ha questa lunghezza ci permette di dire. Questo nel posto in particolare nel 2006, che è l'ultima annata che abbiamo bottigliato, e il bottiglio ormai da quasi 2 anni. Diciamo che, come vi ho detto prima, per i balsamici la filosofia è più o meno la stessa, cioè grande lavoro in campagna e il minimo lavoro possibile in cantina. Con un cioccolato fondente come quello Venezuela che abbiamo, tira fuori la ciliegia, sì, tira fuori la ciliegia, quella è l'effetto Moschari. Un cioccolatino importante perché abbina un gusto forte del cioccolato con una preparazione di un fico convinto e con un acido balsamico che chi vuole poi assaggiare in purezza una certa importanza.